Euroregione News. Alberto Frappa Ranceroy, l'animo nobile di una meravigliosa mente. L'autore friulano di romanzi ambientati nella storia, incontrato nella più idonea delle location a Villa Manin, ci presenta il suo nuovo libro, Il parruccaio di Maria Antonietta. È ambientato in Francia, a Parigi, e io parlo di questo ragazzino che nasce in un ambiente sociale disagiato, va a cercare e colleziona coleotteri. Quindi lui cosa fa? Prende le litre, le strappa, arriva a Parigi, il negozio di un parruccaio, e comincia a realizzare delle parrucche aggiungendovi appunto queste elitre di scarabei, e l'effetto è stupefacente, fino a quando arriva alle orecchie della regina di Francia, di Maria Antonietta, l'esistenza di questi oggetti straordinari. Riesce a incontrarla quando lei è già prigioniera all'interno della torre del Tempio. Alla fine si creerà un rapporto molto particolare, lo lascio scegliere un po' al lettore, perché lascio come dei punti di sospensione. Lui diventa il parruccaio di Maria Antonietta. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.